Gli auguri ai primi bilanci di fine anno, sospiro di sollievo per il Salva Sicilia. La differenziata verrà raccolta regolarmente ad Agrigento, si ferma invece domani a Favara ed il 26 a Porto Empedocle. 3 tonnellate di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione sequestrati dai carabinieri, 1.000 euro di multa per il titolare della ditta di Racalmuto. Un museo alla Torre Carlo V ed un itinerario storico e letterario, questo è il progetto del neoassessore del comune Marinaro Calogero Conigliaro. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, rivolge i tradizionali auguri alla città e presenta gli eventi in programma per il fine anno. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sia un Santo Natale che, pur nella complessità dei giorni e della vita quotidiana che ciascuno a diverso modo si trova a dover vivere, possa essere l'occasione per cui ciascuno fa i conti con se stesso e li fa in positivo, guardando avanti, utilizzando, per chi crede evidentemente, il messaggio del Natale come un messaggio di speranza e di futuro. È quello che sostanzialmente auguro a me stesso, alla mia famiglia, auguro a ciascuno agrigentino. Sindaco, Natale. Tante iniziative in vista della festa, nuovo anno, Natale. Iniziative che hanno visto una partecipazione corale della città, penso ai comitati di quartiere, penso alle parrocchie, le associazioni, il comune insieme all'ente parco e con l'università. Cioè 150 eventi circa si stanno svolgendo nella nostra città a diversa matrice. Alcune di queste riguardano le tradizioni popolari, come sempre, le novene, ma molte riguardano anche la necessità di riappropriarci del senso proprio del Natale, di quello stupore che è quell'incanto del Natale, che molto spesso si perde perché vediamo che l'indomani di Ferragosto molto spesso qualche vetrina comincia a diventare natalizia. Allora l'idea di un Natale che sia semplicemente commerciale è un'idea paradossale. Ci si riappropri del Natale, ci dice l'Arcivescovo, e credo che questo sia un gran bel messaggio, e riappropriarsi del Natale significa tante cose. Una vigilia di Natale più sicura anche nelle cucine e sulle tavole degli agrigentini che si apprestano a festeggiare l'ultimo scorcio del 2019. Anche questo l'impegno dell'Arma dei Carabinieri, che ha controllato un'azienda conserviera di Racalmuto e sequestrato 3 tonnellate di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione. Per i carabinieri della stazione di Racalmuto, quelli del NAS di Palermo, è stato un susseguirsi di spiacevoli sorprese. Bancone dopo bancone hanno trovato e ovviamente sequestrato migliaia di vasetti di pesce sott'olio e di filetti sottosale in cattivo stato di conservazione dalle caratteristiche alterate. I militari hanno quindi proceduto a sanzionare per 1.000 euro il titolare della ditta e hanno sequestrato, impedendo che potessero finire in commercio, oltre 3 tonnellate di pesce in cattivo stato di conservazione. Raccolta differenziata, tutto è invariato oggi ad Agrigento, dove il servizio di raccolta differenziata si svolgerà in modo regolare oggi, domani e per Santo Stefano. Il calendario di conferimento non subirà insomma variazioni nonostante le feste. Rimodulazione dei turni invece a Favara, domani giorno 25 non verrà effettuata alcuna raccolta, poi riprenderà regolarmente. A Porto Empedocle invece il calendario subirà qualche modifica. Domani 25 dicembre il servizio verrà regolarmente effettuato sia nella zona A che nella zona B. Il 26 dicembre il servizio della raccolta non verrà invece effettuato, così come il 1 gennaio 2020. I tradizionali auguri di Natale sono celebrati in tono minore, non è un buon momento per l'economia siciliana e per la salute dei conti pubblici. Il governatore traccia un bilancio anche della sua attività. Sentiamo Nello Musumeci. Intanto abbiamo messo le carte in regola in questa regione, l'abbiamo dotata di strumenti di pianificazione, stiamo avviando la digitalizzazione e quindi l'informatica. Il nostro sito è il più letto in Italia, quello ufficiale. Abbiamo speso centinaia di milioni per mettere in sicurezza il territorio e dobbiamo spenderne ancora tanta. Abbiamo sbloccato i concorsi, sono convinto, abbiamo realizzato il presepe. Parlando di Natale, naturalmente il presepe diventa uno degli elementi essenziali per invitare alla riflessione e alla meditazione. Bonificheremo le finanze. Vi ricordo che in 25 anni è stato creato fra disavanzo e debito
un problema di circa 15 miliardi di euro. Stiamo tagliando le cose che si possono tagliare con grande sofferenza, perché la magistratura della Corte dei Conti deve sapere che non possiamo tagliare sul welfare, non possiamo tagliare sui servizi essenziali, né ci sono tante altre voci da cui poter prendere denaro, ma non ci abbandoniamo. Noi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, guardiamo alla prospettiva futura. In questa Sicilia l'aria sta cambiando, c'è un governo serio, c'è un governo fatto da persone che lavorano per bene dalla mattina alla sera, è tornato il decoro, è tornata la speranza, c'è tanto da fare, c'è tanta diffidenza in giro e noi dobbiamo saperla neutralizzare prima e vincerla dopo, con la logica dei fatti. Qui si lavora, più che parlare bisogna lavorare, pancia a terra, dalla mattina alla sera lavorare. Abbiamo 3 anni davanti, alla fine arriverà il giudizio. Alla fine il tanto atteso ok c'è stato. Il Consiglio dei Ministri ha regalato per Natale al governo regionale il via libera per spalmare il disavanzo in 10 anni, una decisione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla politica, da destra a sinistra, ai sindacati e al popolo siciliano che temeva una manovra lacrime e sangue. Lello Casesa. Approvata in Consiglio dei Ministri la norma Salva Sicilia sull'armonizzazione dei sistemi contabili. Le soluzioni normative individuate saranno utili alla Regione Sicilia per ripianare il disavanzo di amministrazione e le quote di disavanzo non recuperate spalmate in un periodo di 10 anni. In questo modo si è trovato l'accordo che fino a ieri per l'insofferenza del gruppo dei renziani rischiava di saltare, creando non pochi problemi al bilancio della Sicilia. Non ritengo sia un ragionamento di buonsenso che tutti i problemi strutturali della regione siciliana, quali la responsabilità nella gestione dei bilanci regionali, debbano ricadere sui lavoratori e sugli enti locali che ne pagherebbero le conseguenze, sottolinea il sottosegretario Villarosa, che ringrazia il ministro Boccia per la disponibilità. Senza la norma approvata ci sarebbero state conseguenze disastrose anche sul bilancio dello Stato. Il provvedimento è il frutto di un lavoro avviato dal ministro per gli affari regionali Boccia con il collega Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud. Se questa norma non fosse stata approvata, il governo Musumeci avrebbe dovuto portare immediatamente in aula all'Assemblea regionale una norma di tagli pesantissimi con 260 milioni di euro con danni irreparabili a comuni, teatri, associazioni, aeroporti e forestali. Italia Viva di Matteo Renzi aveva chiesto la modifica dell'accordo ed infatti Davide Faraone, capo del Renziani in Sicilia, rilanciava con una dichiarazione: non si può scaricare sui sindaci, sui lavoratori, sui cittadini siciliani il malgoverno passato e presente. Italia Viva darà una mano già dal Consiglio dei Ministri proponendo modifiche migliorative del testo venuto fuori in commissione, ma il governo regionale guidato da Musumeci deve garantire riforme, non può pretendere che vengano finanziati la cattiva politica e gli sprechi. Musumeci proponga riforme utili ai siciliani e tagli alle spese inutili. Solo così avrà le carte in regola per chiedere di aver spalmato il debito. Non si possono firmare cambiali in bianco ad un presidente di regione totalmente immobile. Ieri, finalmente, l'approvazione in Consiglio dei Ministri dell'accordo tra la Sicilia e il governo centrale, grazie alla mediazione dei diversi gruppi parlamentari presenti in aula. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. È assessore da soli 2 mesi, ma il giornalista Calogero Conigliaro ha le idee chiare su come Porto Empedocle deve intercettare turismo e rilanciare il suo volto culturale. L'intervista del nostro direttore Arturo Cantella. Siamo con l'assessore Conigliaro, ecco tante le iniziative ora in prossimità anche del Natale e del Capodanno, ma anche iniziative culturali che state organizzando. Ecco, quale, assessore? Ma innanzitutto io da quando mi sono insediato circa 2 mesi fa ho iniziato subito un lavoro di programmazione per lo sviluppo culturale della città. All'interno di questa azione c'è stato un primo incontro importante e fondamentale tra il soprintendente, il comandante della capitaneria di Porto Empedocle, il sindaco, i nostri uffici tecnici. Perché abbiamo fatto questo incontro? Perché vogliamo acquisire la torre di Carlo V e partire con un progetto di musealizzazione della torre. Come sappiamo, notizia di questi giorni, Costa e altre grosse compagnie mondiali della crocieristica puntano su Porto Empedocle e noi dobbiamo mirare ad attirare questi crocieristi dentro la città di Porto Empedocle. Per questo abbiamo bisogno di 2 strumenti. Il primo è un vero museo alla torre di Carlo V, il secondo è creare quegli itinerari storici e letterari dentro la città di Porto Empedocle. Su questo stiamo lavorando insieme
con i miei colleghi assessori e col sindaco, per la progettazione di un GAL che finanzi questa operazione e rendendo Porto Empedocle la città di Camilleri. A proposito di questo, un'altra azione che ho realizzato grazie anche all'aiuto del sindaco Carmina è stato quello di aprire un discorso con l'editore Sellerio proprio sulla creazione di un parco letterario Vigata a Porto Empedocle, e come primo è stato entusiasta l'editore Antonio Sellerio e ci ha dato 438 libri. Una buona parte sono in diverse copie, tutti i romanzi della Sellerio di Andrea Camilleri. Una parte invece di questi sono autori vari che vanno a opere di grande pregio culturale, perché sapete, spesso e volentieri si fanno delle strumentalizzazioni, si dicono sono stati donati libri, ci sono libri, ma bisogna capire poi che tipo di libri sono. Questi sono libri storico-culturali, letterari di grande importanza che vanno ad arricchire la nostra biblioteca comunale, che noi speriamo a breve di aprire anche negli altri giorni di pomeriggio, attirare i nostri studenti e fare un centro di ricerca proprio letterario sulla figura di Andrea Camilleri. Su questo stiamo lavorando anche in sinergia con le associazioni culturali. È una cosa importante che se riusciremo ad avere, spero io a breve di avere un progetto esecutivo, un museo della Torre di Carlo V e del territorio, che non è il vecchio museo del mare, ma sarà un nuovo museo, ebbene, su questo noi stiamo lavorando con tutte quelle energie, quelle intelligenze della città che dovranno dare un ruolo a creare questo museo, e su questo c'è un discorso con l'associazionismo culturale. Alla Colimbetra, nel cuore del parco della Valle dei Templi di Agrigento, nella grotta che in epoca paleocristiana fu santuario rupestre, anche quest'anno rivivrà la bellissima tradizione del presepe contadino realizzato secondo le consuetudini della Sicilia rurale. Fino a lunedì 6 gennaio 2020, dalle 11:30 alle 14, rivivrà il presepe dei contadini di Girgenti, realizzato secondo le consuetudini più antiche. Dopo Comitini, adesso i ragazzi di Acquarinto sono stati a Realmonte, questa volta in tandem con gli alunni dell'Istituto Garibaldi, hanno lavorato per la riqualificazione del verde pubblico. Arturo Cantella. Parliamo di questa iniziativa oggi, a pochi giorni dal Natale, in collaborazione non solo con l'Associazione Acquarinto, ma tante scuole e tanti ragazzi. Ma noi ci vantiamo del fatto che abbiamo sempre collaborato con la parrocchia, con la chiesa, quindi con la scuola e con l'associazione Acquarinto, che è stata sempre protagonista in questi anni. Quest'anno questa bellissima iniziativa Pollice Verde, che ha coinvolto i ragazzi della scuola elementare e media di Realmonte, che hanno collaborato insieme a loro nella messa a dimora delle piante abbellendo la villetta comunale di Realmonte, che poi è il nostro vanto, il nostro belvedere sul Mediterraneo, sul faro di Capo Rossello e sulla costa. Abbiamo apprezzato questo gesto magnifico, hanno abbellito, dicevo, delle villette che già dove erano già piantumati degli alberi, ma hanno reso queste aiuole ancora più belle. Tra l'altro hanno raccomandato ai ragazzi della scuola, che già hanno collaborato con loro, di rispettare l'ambiente, il verde, tutelare il decoro pubblico, e speriamo che questo messaggio sia passato, anzi siamo convinti che sia passato. Stamattina l'abbiamo ricordato, l'ho fatto io, ha fatto l'agronomo che ha collaborato con l'associazione Acquarinto, l'hanno fatto i rappresentanti dell'associazione Acquarinto stesso, e siamo convinti che i ragazzi hanno apprezzato questo bel gesto e che rispetteranno ancora di più le aiuole del comune di Realmonte. Tra le tante iniziative organizzate in occasione del Black Christmas fa parte appunto il progetto Pollice Verde, realizzato dall'Associazione Culturale Acquarinto con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Garibaldi. Lo scopo del progetto è stato appunto quello di ripristinare e riqualificare le aree verdi della villetta comunale di Realmonte, e tutto ciò è stato possibile grazie ai nostri beneficiari che fanno parte del progetto SPRAR di Realmonte e la collaborazione degli alunni delle scuola media di Realmonte, e quindi un fare insieme per la comunità. Dunque intanto voglio premettere che la collaborazione con l'associazione Acquarinto, con l'amministrazione comunale e con la parrocchia è un nostro punto di forza. Crediamo molto in questo tipo di collaborazioni che consideriamo assolutamente virtuose. Noi abbiamo partecipato intendo le classi seconde, con il progetto Pollice Verde. Le classi terze invece hanno partecipato con il progetto Mani in Pasta. E comunque progetti che li vedono all'opera comunque, perché sappiamo benissimo quanto per i ragazzi sentirsi coinvolti in prima persona li motivi a fare tutto quello che fanno. Nella
fattispecie, proteggere la villetta e salvaguardarla sarà per loro naturale, dal momento che l'hanno vista in questa nuova veste nascere e la vedranno, speriamo, crescere. Quindi ben vengano queste iniziative che ci vedono sempre pronti nell'accoglierle, ovviamente. L'iniziativa, al di là del restauro botanico che è stato fatto, che migliora sicuramente la percezione visiva del luogo. La cosa importante è stato quello di fare lavorare i ragazzi, fargli materialmente sporcare le mani, in modo che capiscono che la cosa pubblica, cioè il verde urbano del loro comune, non sia un qualcosa di astratto, di proprietà di non si sa chi bene, ma adesso hanno capito che è una cosa loro e la vedranno come una cosa loro, e quindi la proteggeranno e magari faranno loro stessi un minimo di manutenzione al luogo per vederlo come una cosa propria. Oggi è un momento importante di verifica dello stato, come dire, dell'arte di salute della comunicazione che riusciamo a dare rispetto all'accoglienza, intanto che in Realmonte ormai si è consolidata da anni. Abbiamo già completato un'esperienza di 6 anni e andiamo incontro ancora a questa esperienza con rinnovi diciamo, di attenzione. Oggi in verità abbiamo un momento educativo, ovviamente si lavora a 360 gradi e avere contatto con i ragazzi, con le scolaresche, col futuro di questa comunità significa dare loro la possibilità di comprendere intanto cosa sia il rispetto dell'ambiente e tutto ciò che circonda l'ambiente. Questo include evidentemente fianco a fianco, lavorando con soggetti che sono da noi ospiti, possono anche apprezzare che quello che loro riescono a fare lo fanno anche gli altri e capire quanto sia l'umanità un fatto che prescinde dal colore della pelle. Oggi quindi un messaggio per il futuro, siamo riusciti con questo impegno dei ragazzi ad avere rinnovato il decoro e l'immagine della nostra invidiatissima villetta del Carricacina, che è un belvedere invidiato in tutto il mondo e che dà la possibilità a tutti di venire qui. Quindi un biglietto da visita importante per il Comune di Realmonte, un biglietto importante di immagine dell'associazione Acquarinto, con la quale appunto stiamo collaborando da anni, e le scuole, cosa fondamentale, giovani per il futuro. Il maltempo paralizza i collegamenti navali con le isole Pelagie. 6 abitanti di Linosa sono rimasti bloccati ad Agrigento a causa dello stop obbligato del traghetto che è ormeggiato nel molo Sciangula di Porto Empedocle da venerdì scorso. Oltre ai 6 di Agrigento, altri 4 abitanti di Linosa sono attualmente bloccati a Lampedusa. Il sindaco delle 2 isole agrigentine Totò Martello ha chiesto l'intervento della Protezione Civile e della Prefettura di Agrigento. Gestione del servizio idrico. Decolla l'ipotesi di società pubblica aperta ai privati per accorpare gestioni, favorire investimenti e dare servizi adeguati. I particolari nel servizio. Realizzare i piani d'ambito territoriale ottimale servizi idrici, le assemblee territoriali idriche, gli organismi composti dai comuni e responsabili del servizio idrico, avrà una marcia in più. Dalla Regione arrivano 2 milioni di euro. Piani necessari per far andare a regime la gestione. Senza di esse, inoltre, non possono essere effettuati gli investimenti per migliorare la rete. In più, dal 1 gennaio 2021, la Sicilia non potrà più neanche attingere fondi per il periodo 2021-2027. Ecco l'importanza di un intervento urgente al fine di anticipare le somme necessarie. La Giunta regionale, presieduta da Nello Musumeci, ha approvato la proposta dell'assessore regionale all'energia e dei servizi di pubblica utilità Alberto Piero Bon, finalizzata a scongiurare la perdita di risorse finanziarie e garantire la realizzazione degli interventi a tutela dell'ambiente e della risorsa idrica, agevolando la predisposizione e l'aggiornamento dei piani nei 9 ambiti siciliani. Ad oggi si legge nella delibera: dopo gli interventi del governo, sebbene i sindaci componenti dell'ATI abbiano in taluni casi approvato le proposte finanziarie per reperimento delle somme necessarie alla redazione dei piani, gli stessi non hanno poi provveduto al trasferimento delle somme di competenza delle stesse ATI. Nello specifico, l'assessore Piero Bon spiega che si sta operando per far finalmente mettere in funzione le ATI
è che nei mesi scorsi, per la prima volta in Italia, abbiamo chiarito, assieme ad ANCI Sicilia, Ordine Commercialisti e altri enti, che la Cassa Depositi e Prestiti può finanziare i piani e anche l'ARERA ha dato l'ok. Questo potrà far ottenere le risorse per investire. Perché in Sicilia, sottolinea Piero Bonno, è bene ricordarlo, l'acqua c'è, la risorsa idrica è presente, ma permangono ancora alcuni ostacoli. Nel frattempo, conclude l'assessore, con questi 2 milioni stanziati in giunta acceleriamo il processo e interveniamo per rimuovere subito alcune criticità. Dopo l'onda pacifica e colorata che ha attraversato tutta l'Italia e che culminata con l'incontro programmatico a Roma del 15 dicembre, adesso toccherà all'Agrigentino accogliere le sardine, che sono pronte a scendere in piazza a Canicattì. Il 28 dicembre è stato organizzato un flash mob che si terrà in piazza Dante. Il raduno comincerà alle ore 19:30. Si susseguiranno diversi rappresentanti della società civile senza simboli di partito, studenti, lavoratori, disoccupati, stranieri, esponenti di diverse religioni e laici, con letture di alcuni articoli della Costituzione italiana e interventi che stimoleranno la riflessione. Anche a Messina sono approdate le sardine. Il maltempo non ha fermato le centinaia di persone che sono date appuntamento nel fine settimana in piazza Municipio. Nessuna bandiera, nessun simbolo politico, ma solo slogan per la pace e contro ogni forma di odio. Molti dei partecipanti sono arrivati dalla provincia e hanno sfidato la pioggia. Il tam tam è partito anche questa volta dai social. Le sardine messinesi hanno voluto lanciare dalla città dello Stretto anche un forte messaggio: nessuno deve essere costretto a lasciare la propria terra. Era una delle ultime piazze che mancava in Italia a rappresentare le sardine. Adesso l'obiettivo è quello di unificarsi a tutta la Sicilia e cercare di dare un segnale ancora più forte. In effetti l'intervento di stasera era quello di dare un messaggio provinciale, non era soltanto la città di Messina, ma era la provincia di Messina. Adesso l'obiettivo, anche d'accordo con la direzione nazionale delle sardine, è quella di unificarsi e dare un messaggio regionale. In questi ultimi anni c'era stato troppo silenzio, solo l'idea sovranista e populista che è imperante, e quindi sono contenta di poter ringraziare loro proprio per aver smosso le acque, per aver reso plastica e visibile un'Italia diversa che c'è. Vedo sicuramente che questa piazza così allegra, così gioiosa, a difesa della Costituzione, può aprire un ciclo nuovo. Dopo la chiusura di quello segnato dalla sconfitta di Renato Accorinti, dopo 5 anni di amministrazione, che è quella che ci ricordiamo. Un ciclo nuovo nel segno della lotta al razzismo, nel segno dell'accoglienza, della democrazia, della Costituzione appunto e della partecipazione. Come poi concretamente questo avverrà, io non sono in grado di prevederlo. Mi pare che già il segnale di questa piazza però dica che è possibile. Purtroppo non credo che avrà molta aderenza, perché Messina non è una città che è capace di rispondere al richiamo di un movimento, cioè che il messaggio nella parola, nel muoversi verso qualcosa di nuovo. Messina è una città stagnante che ha ancora delle radici purtroppo difficili da smuovere. Perché è una cosa bella, perché vedere che ci sono giovani che normalmente se ne fregano della politica, invece scendono in piazza e vogliono dire la loro opinione, credo che sia un grande fatto, un fatto importante. Come Sud, come Voci del Sud, abbiamo bisogno di mantenere il rispetto dei nostri territori, anche dare lo stimolo ad una crescita culturale, socioculturale che manca. La sfida che abbiamo fatto su Messina, anche con l'aiuto di Sardine Nazionali, quindi di inserirla nel calendario ufficiale, voleva essere appunto una sfida alla città per cercare di reagire, di coinvolgere più giovani possibili e anche lanciare un messaggio che riguarda il tema della migrazione dal sud. Ci aspettavamo questa risposta e forse ci aspettavamo anche un po' di più, però è la consistenza quella, diciamo, più importante, e se Messina ha risposto in questo modo siamo anche contenti, perché almeno una risposta l'abbiamo avuta. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco vi aspetto.
Il governo regionale ha rimodulato i fondi del Patto per il Sud, circa 17 milioni di euro faranno ripartire diversi progetti contro il dissesto idrogeologico. I particolari nel servizio. Il governo Musumeci, allo scopo di ottimizzare ogni risorsa a disposizione e consentire l'immediato avvio delle opere che riguardano il dissesto idrogeologico, si è appressato a finanziare tutti quei progetti già cantierabili in possesso delle amministrazioni locali. Va letta in quest'ottica la rimodulazione di alcuni fondi del Patto per il Sud, operata dalla Giunta regionale attraverso l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico. Si tratta di oltre 17 milioni di euro che saranno redistribuiti tra i vari comuni della Sicilia. Con la manovra approvata da Palazzo Orleans sono stati inoltre destinati oltre 16 milioni di euro alla rimozione della frana di Leto-Ianni, che dall'ottobre del 2015 ha provocato la chiusura di un tratto della A18 Messina-Catania. I fondi saranno originariamente stanziati dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, che adesso, osserva il governatore Musumeci, potrà impiegarli per nuovi importanti interventi sulla viabilità di sua competenza nell'isola. Lo stanziamento di queste somme, sottolinea il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, nella qualità di commissario di governo dell'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, mette in condizione i comuni interessati, che si sono presentati con i progetti definitivi, di avviare subito i lavori. Noi abbiamo deciso di innescare un meccanismo di causa-effetto virtuoso, continua Musumeci, al quale ogni ente locale deve ispirarsi. Esigiamo in questo senso uno scatto di efficienza e, come sempre, siamo pronti a mettere a disposizione anche le nostre strutture, lì dove ci sia l'amministrazione in difficoltà. Ma non ci possiamo assolutamente permettere di lasciare preziose risorse dormienti per tempi infiniti, in attesa che si arrivi alla progettazione degli interventi. Tra i comuni interessati a questo stanziamento c'è nel trapanese Castellammare del Golfo, con 650.000 euro per contrastare il rischio caduta massa in corrispondenza del molo. E sulla questione abbiamo contattato l'assessore di Castellammare del Golfo, Vincenzo Abate, che ci ha rilasciato una dichiarazione. I fondi stanziati dalla regione siciliana rappresentano la manifestazione concreta di un'attenzione particolare per la problematica e la volontà di svolgere una concreta attività di prevenzione. Nel comune di Castellammare lo stanziamento della regione consentirà di porre in essere concreti interventi di mitigazione del rischio con benefici evidenti per la nostra comunità. A Sant'Agata Militello nel Messinese, festa per i 109 anni di nonna Giuseppina, la seconda donna più anziana della Sicilia. Vediamo. Ha festeggiato il traguardo dei 109 anni la signora Giuseppina Comandè, la nonnina ultracentenaria che da anni vive a Sant'Agata Militello è la seconda donna centenaria della Sicilia e la 38esima in Italia. La festa si è svolta a Sant'Agata Militello alla presenza dei familiari e del primo cittadino. Sindaco, che dire, un giorno importantissimo, tanti auguri alla signora Giuseppina. Certo, siamo qua felici di festeggiare la signora Giuseppina, 109 anni, è un traguardo da Guinness dei primati, insomma, un traguardo mondiale, quindi veramente siamo felici anche per le condizioni in cui si arriva a questa età, quindi diciamo sostanzialmente per l'età in buona salute, quindi ci auguriamo di rivederci il prossimo anno alla stessa ora, allo stesso giorno, allo stesso posto per festeggiare i 110 anni, che sicuramente è un traguardo che andrà anche oltre. La signora Giuseppina Comandè vive da anni nella cittadina tirrenica, accudita dalla figlia Maria Rosa Lombardo. È nata a Palermo il 23 dicembre del 1910 ed è residente ufficialmente nel comune di Tusa. In occasione dell'importante ricorrenza è stata festeggiata dai figli Enzo, Piero e Maria Rosa, dei nipoti e dei numerosi amici. Un onore, una cosa eccezionale proprio, avere una mamma a quest'età e così bella oltretutto. Una cosa che non mi aspettavo di vivere, diciamo. Ci parli della vita di sua madre, come ha vissuto, cosa ha fatto? Lei diciamo che ha fatto una vita bella, nel senso che quando era ragazza, quando era giovane, con suo padre andava nei teatri, frequentava gente bene, diciamo. Poi quando si è sposata, che mio padre era in finanza, ha cominciato a girare una volta a Trapani, una volta a Ragusa, una volta a Messina, poi a Como, quindi ha fatto una vita da girovaga, però sempre frequentando dei bei posti,
cinema, teatro, sempre divertimenti, diciamo. La simpatica nonnina, che gode di ottima salute, ogni anno ha voluto festeggiare la ricorrenza davanti alle nostre telecamere che la seguono dal suo 100° compleanno. Oggi è il suo compleanno. Auguri innanzitutto. Quanti anni compi? 100? 109. 109 anni. Da quando è nata? Nel 1900? 1910. Ci parli della tua vita. Andava a teatro. Andava a teatro, dicono. Andava a teatro, sì. Le piace il teatro? Andava a teatro, sì, doveva... Milano, Como. Dove andavi? La Tosca. Dove le vedevi? Bene. E dove andavi a Palermo a vederle? A Palermo, poi andiamo a parte. Quanti figli ha? Quanti figli hai? 3. 3. Enzo? Come si chiamano? Enzo, Piero, Maria Rosa. Le piaceva cantare? E che facevi? Cantavano le opere. Ah, insieme a suo padre cantavate le opere. Opere di Dio. La sua passione? Sì. Ma suo zio suonava il pianoforte? Mio zio, cantava da viola. E tu cantavi? E io cantavo. Buon Natale. L'empedoclina Clizia in Corvaia è una nuova concorrente del Grande Fratello VIP. L'influencer e modella è pronta per una nuova avventura professionale. La fortunata trasmissione di Canale 5 andrà in onda mercoledì 8 gennaio, dopo aver sfidato un periodo di buio in cui, tra le altre cose, ha dovuto affrontare la separazione dal marito. Il cantante delle vibrazioni Francesco Sarcina, la donna si dice pronta a voltare pagina lasciandosi tutto alle spalle. Vediamo. Ciao, sono Clizia, sarò uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP e saluto l'amore della mia vita, la mia Nina. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi. Buon Natale e ci rivediamo il 27 dicembre. A presto.